Sono Linda Gianesi, ho 10 anni e frequento la quinta elementare 4 novembre di Campese. Ora vi racconterò, con l'aiuto del papà Sandro, della nonna Gabriella e della prozia Antonietta, una storia vera successa durante la Seconda Guerra Mondiale, con protagonista mio bisnonno Angelo Brunello, chiamato da tutti Gino. Inizia così il racconto di una storia vera, di un uomo coraggioso che ha messo a repentaglio la sua vita per salvare quella di una coppia di ebrei, i baroni Lidia e Giorgio Treves. Una storia rimasta nascosta per proteggerne il ricordo, ma adesso, dopo 78 anni, prima che il tempo ne sbiadisca i contorni, Linda e la sua famiglia hanno deciso di renderla pubblica per salvarne la memoria. Tutto è iniziato a scuola durante una lezione proprio sulla giornata della memoria. Mi sono effettivamente stupita di questa notizia e ho cercato di capire se ci fossero anche testimonianze in tal senso scritte, una letteratura intendo dire. E Linda stessa mi ha confermato che la famiglia ancora non aveva mai rivelato pubblicamente questa storia. Scappati dalla persecuzione dei fascisti, Lidia e Giorgio Treves, che nel 1910 è stato il primo presidente del Calcio Padova, hanno potuto contare sul coraggio e la generosità di Gino che li ha nascosti e accuditi a Campese. Di giorno rimanevano sempre in camera e uscivano per fare 2 passi solo verso sera. Pranzo e cena lo consumavano nel loro alloggio e la persona preferita per portarglielo era la mia prozia Antonietta. Non ho mai raccontato a nessuno, perché non parlava nessuno di ebrei da quel periodo, perché era un periodo, si aveva paura di tutto. Ecco. E lui mi ricordo sempre che mio fratello aveva una radio, l'unico radio che c'era, che ascoltava Radio Londra alla sera. Dopo un anno nascosti, un gerarca fascista riconobbe per caso il bassotto della baronessa. Oramai la coppia era stata scoperta e fu proprio Gino ad aiutarli nella fuga. Finita la guerra, arrivò al bisnonno Gino un telegramma. Il barone scriveva che erano rientrati a Padova sani e salvi. È stato un atto eroico di mio nonno, perché adesso è facile dirlo, ma a quel tempo nascondere 2 ebrei rischiava la vita. Un verso del Talmud dice che chi salva una vita salva un mondo intero. Gino ne ha salvate 2. Linda, con il suo racconto, ha salvato la memoria, regalando a tutti un motivo in più per non dimenticare.